Per quanto riguarda le europee, io sapete che faccio l'avvocato del lavoro, credo che l'Europa sia il luogo dove dobbiamo tornare a parlare anche di quei temi. Siccome stasera parliamo anche di giovani, io cito sempre una pietra miliare dell'Europa che viene spesso trascurata. Noi non sappiamo, comunque facciamo finta di non sapere, che già nel 2000 la strategia di Lisbona, che non è il Trattato di Lisbona ma era un approccio diverso, individuava per i giovani europei un'unica possibilità, un'unica via d'uscita rispetto alla globalizzazione, quella di rendersi più competenti degli altri, più innovatori degli altri, di garantirsi delle competenze. Queste competenze come dovevano essere garantite secondo la strategia di Lisbona? Invitando gli Stati membri ad investire almeno il 3% del PIL in ricerca ed innovazione. Chi l'ha fatto, chi ci ha creduto, ha avuto un aumento dei tassi di occupazione e di crescita. Penso all'Irlanda, penso ai paesi scandinavi. Chi non l'ha fatto, e noi per esempio non l'abbiamo fatto, sappiamo esattamente quelle che sono state le conseguenze. L'Italia quest'anno investirà lo 0,9% del PIL in ricerca e innovazione. Credo che sia un segnale assolutamente negativo, che dà però un po' l'idea dei non rapporti che ci sono tra questo Paese e l'Europa. Quindi i temi del lavoro assolutamente, e quindi legati a questo i temi dell'occupazione, i temi del precariato. Quando penso al precariato, abbiamo fatto già delle iniziative sui temi del lavoro, dico sempre una cosa che secondo me dovrebbe farci riflettere, su cui si riflette poco. Quando si pensa ai precari, ai giovani in difficoltà, la prima cosa che si pensa sono le difficoltà immediate, no? La possibilità di non pagare la rata del mutuo, di non farsi una famiglia, di non avere un futuro. Tutte cose importantissime, però nel medio e lungo periodo c'è un'altra cosa che dovrebbe farci riflettere, rispetto alla quale si pensa poco, ma che è assolutamente determinante per questa società e quella che sarà la società del futuro. I dipendenti che diventano dirigenti negli ultimi 10 anni sono diminuiti dal 9,7% al 6,4%, perché non riescono a far carriera, perché col tipo di contratti che ci sono, col tipo di preparazione professionale che viene garantita, la nuova classe dirigente non cambia. Ecco, questa è una cosa sul quale veramente vi invito ad una riflessione, perché penso che sia una preoccupazione vera rispetto alla quale non facciamo assolutamente nulla, anzi neppure ne parliamo, e che ci pone fuori da ogni schema logico, quantomeno europeo. Quindi i temi del lavoro in questo senso, come vi dicevo, l'ambiente assolutamente, perché il prossimo Parlamento europeo dovrà adottare delle misure forti di abbattimento dei cambiamenti climatici, con tutte le conseguenze negative naturalmente. Infrastrutture, questo è un territorio che ha necessità assoluta di infrastrutture. Non so voi, ma io adesso inizio a spostarmi con l'aereo, cosa che prima facevo poco. Bene, io per spostarmi da Trieste, Ronchi dei Legionari, Milano, passo per Roma. Ditemi se vi sembra una cosa normale. Normalmente devo passare per Roma, perché ci sono soltanto 2 voli, prima erano molti di più, adesso non ci sono stati cancellati, per cui se per quella tratta lì bisogna passare per Roma. Le ferrovie non sono tanto meglio, è stato eliminato il treno che andava direttamente a Udine e poi proseguiva per Vienna, per cui se voglio andare a Roma devo cambiare 2 volte, Mestre e poi con un allungamento dei tempi eccetera. Insomma, voglio dire, questa è una terra che dovrebbe essere il cuore dell'Europa, aspira a diventare il cuore dell'Europa, fisicamente lo è già, da un punto di vista culturale lo è già, da un punto di vista logistico non lo è affatto. Non si fa neanche nulla perché lo diventi. Vi porto un esempio che ho trovato l'altro giorno e che mi ha lasciato allibita. Il comune di Trieste, voi capite di che zona stiamo parlando, il Comune di Trieste, a parte alcuni fondi vincolati eccetera, ha chiesto all'Europa nel 2008 55.000 euro di contributi. Ora io credo che 55.000 euro di contributi potrebbe chiederli ed ottenerli qualunque comune di piccolissima dimensione. Ora che il Comune di Trieste con il porto, le infrastrutture eccetera aspiri e ottenga 55.000 euro in un anno intero dall'Europa, che comunque non è una cassa ma è anche una cassa, dovrebbe farci riflettere su come noi vediamo l'Europa. La Spagna è molto più avanti di noi, investe nei giovani, e questo è un dato importante, preleva, perché il termine è quello, preleva i giovani migliori
dalle università scientifiche, li manda in Europa presso le commissioni, i dipartimenti eccetera, li fa formare, li recupera nel proprio paese, li manda nelle piccole amministrazioni, i comuni, le province, chiaramente non sono quelli i termini giusti, hanno un altro tipo di suddivisione territoriale, per spiegare ai funzionari di quei comuni come funziona la richiesta dei contributi, come si ottengono eccetera. Ora, credo che quando si fanno delle buone cose dovremmo imparare a farle, e quindi un impegno che dovremmo avere è quello appunto di entrare in Europa dalla porta d'ingresso e non dalla finestra, come invece spesso cerchiamo di fare. Questi sono gli impegni fondamentali, poi è chiaro potrei anche dilungarmi, ma credo che se qualcuno vuole intervenire o se ci sono domande magari sia anche più interessante, magari non le avete previste. E quindi vi ringrazio per la vostra pazienza, faccio un in bocca al lupo al sindaco, faccio un in bocca al lupo a Davide Zoggia, al candidato sindaco di Concordia che vorrei raggiungere, ma ho praticamente date fissate per le prossime 3 campagne elettorali, per cui voi capite che per tentare mi sono assunta l'impegno di cercare di garantire a questo nord-est, cioè al Friuli Venezia Giulia e al Veneto, una persona che riesca ad andare in Europa, perché c'è il rischio, tra virgolette, di non riuscire a mandare qualcuno da queste zone, e quindi sto cercando di andare a rubare in Emilia Romagna, ecco, tanto per essere chiari, e quindi cerco di fissare delle date anche lì. Vi chiedo scusa, però l'impegno che assumo e che ho assunto quando ho firmato il codice etico, quando ho accettato la candidatura, perché per inciso questo è l'unico partito che ha il codice etico, mi hanno chiesto di assumermi l'obbligo di tornare nei territori a parlare di quello che faccio, a trovare un mezzo di comunicazione il più idoneo possibile per mantenere il contatto con gli elettori. Per me è una cosa fondamentale, io me ne lamento sempre a Udine come segretario del PD di Udine, perché mi lamento con i miei eletti che non li vedo mai, che insomma li vedo solo quando serve qualcosa a loro. Allora io ho assunto questo impegno con il codice etico, voglio continuare a farlo, e quindi a prescindere da come sarà il risultato elettorale l'impegno è tornare, se volete, e per tornare a parlare di tutti gli argomenti che ritenete più opportuni, che può essere l'Europa come dell'altro, e sono comunque a vostra disposizione, questo sempre. Grazie. Su invito di Deborah chiederei a voi se avete qualche domanda, qualche intervento, qualche commento. Annientati, li hai distrutti stasera. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa, un breve... Prego. Io voterò per te, quindi il problema delle europee lo finiamo lì. Volevo chiederti questo però, sì, l'Europa è importantissima eccetera, però il malcostume italiano è che in Europa anzi il Parlamento europeo è una specie di cimitero degli elefanti, insomma. E allora io ricordo il tuo intervento al congresso del PD, e quando ti ho sentita parlare mi è venuto in mente il discorso di Nanni Moretti in quella famosa piazza, che diceva che con questa classe dirigente noi non vinceremo mai le elezioni. E ho detto, guarda, questa qui è una di quelle che magari ci porta fuori da questo tunnel. Adesso io sono contento che fai il parlamentare europeo, però non vorrei che fosse delusa questa speranza, insomma, cioè questo impegno tuo, perché in quel momento lì tu hai assunto un ruolo, una fisionomia da leader, e il leader è qualcosa anche di sacrificale, insomma, uno sa, se ha questa strada davanti, che si deve impegnare non solo per sé, ma per questa cosa che è il Partito Democratico, e che fa così fatica a diventare qualcosa di veramente la gioiosa macchina da guerra di cui diceva qualcuno una volta. Non ci sentiamo, insomma, adesso vorremmo diventarlo sul serio. Tu sei disponibile, al di là dell'impegno europeo, a questo? Perché Udine non è propriamente il centro del mondo, insomma, là farai un bel lavoro in Consiglio europeo, in Consiglio provinciale, però dico, c'è bisogno anche di altro, ci possiamo aspettare altro? Questa è la domanda. Grazie. Papa subito.
Allora, il mio impegno è di rinnovare il partito comunque, a prescindere da dove mi troverò fisicamente. Il punto è questo, che io non ho sponsor. E allora per, come dire, avere un mio spazio all'interno del partito, credo di doverci mettere la faccia di guadagnarmelo sul campo. Erano disponibili le elezioni europee, ho accettato perché credo che sia il posto più alto per fare politica, non perché è più lontano, ma perché è quello dove dovremmo fare la politica più seria, e quindi lo faccio molto volentieri. Ciò non toglie che non si libereranno di me, cioè questo è il concetto, insomma, ecco. Per cui io aspiro ad un buon risultato che non è magari necessariamente quello dell'elezione, aspiro ad un buon risultato che mi dia la possibilità di continuare a dire quello che penso e di avere delle persone che mi sostengono perché pensano come me la stessa cosa.